1928, poco dopo la pubblicazione del racconto Uriele o l'angelo malato di Cesare Giardini, Franco Casavola compone la lirica da camera dal titolo La canzone di Uriele, un esperimento di contaminazione tra musica e letteratura, connessa a un episodio della storia. La vicenda è narrata in prima persona da un personaggio non ben identificato, forse l'autore stesso, che trova nel giardino della sua casa l'angelo Uriele, che giace ferito dopo essere precipitato dal cielo. Uriele è il quarto arcangelo, cancellato dalla Chiesa cattolica perché non citato nella Sacra Bibbia, ma menzionato negli antichi messali e fortemente presente nelle liturgie orientali. Incapace di volare, l'angelo è ospitato a casa dell'uomo per diversi giorni, fino al momento della sua guarigione. Durante questo periodo trascorso sulla terra, Uriele ha modo di accedere alle conoscenze umane grazie ai libri custoditi nella biblioteca di casa. Queste letture provocano in lui un grande malessere, generando numerosi dubbi e domande. L'ultima notte di permanenza sulla terra, Uriele, insonne e agitato come tutte le altre sere, intona un canto. Una presenza divina si diffonde nell'aria e finalmente la creatura cade in un sonno profondo. La canzone di Uriele è un testo privo di qualsiasi contenuto, costruito interamente su fonemi asemantici che sicuramente rievocano lo zantuntum rinettiano e la tecnica delle parole in libertà, tipica della poesia futurista, con cui Casavola si era già confrontato nei panni di musicista, componendo la canzone Piedigrotta sulle parole del futurista Francesco Cangiullo. La canzone di Uriele è sicuramente l'esempio più estremo dell'uso della parola libera. Qui l'utilizzo della parola in libertà raggiunge la sua massima astrazione, fino alla distruzione del verbo stesso, che diventa appunto un susseguirsi di fonemi asemantici. Casavola compone una musica quasi meccanica, semplificando al massimo il canto e creando forti dissonanze. All'interno dell'archivio sarà possibile leggere la prima edizione, l'esemplare 1 di 250 copie del racconto di Cesare Giardini, firmato dall'autore stesso e dedicato al pittore Felice Casorati, ascoltando la musica di Franco Casavola, la canzone di Uriele, accompagnata allo spartito originale, che riporta nelle prime pagine la firma del compositore barese e dello scrittore. Con l'intento di offrire all'interessato una panoramica della produzione di Franco Casavola, l'archivio contiene anche un libro sulla vita e l'esperienza musicale di Casavola, dal titolo Franco Casavola, il futurismo e lo spettacolo della musica.